Grazie a tutti. Saluto il Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, grazie, tutti i colleghi parlamentari presenti, tutti gli ospiti presenti, poi le autorità e i relatori, in particolar modo evidentemente. Desidero ringraziare il professor Rinaldo e l'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti per aver promosso questo incontro di presentazione del volume La Patria nelle culture politiche del primo Novecento. Il testo ricostruisce con chiarezza e rigore le radici ideologiche del nostro Paese. Il risultato è un'analisi articolata delle numerose culture politiche che in un clima di costante confronto hanno plasmato l'identità dell'Italia democratica. Fu un processo lungo, complesso, che subì una grave battuta d'arresto durante la dittatura fascista, ma riprese uno slancio decisivo in seguito all'esito del referendum istituzionale con l'elezione dell'Assemblea Costituente, di cui proprio quest'anno celebriamo l'80° anniversario. In quell'alto consesso i più illustri eredi della tradizione liberale, democratica, cattolica, socialista, comunista e conservatrice seppero sintetizzare le diverse anime del Paese in una carta comune. Il frutto di questo imponente sforzo giuridico e culturale fu la Costituzione repubblicana. Essa definì le coordinate di un orientamento basato sulla centralità della persona umana, la piena uguaglianza dei cittadini dinanzi alla legge e l'importanza della giustizia sociale. Si trattò di un passo decisivo per riedificare dalle fondamenta un'Italia precipitata nel baratro della guerra e per guidarla attraverso un percorso complesso di ricostruzione morale e materiale. A distanza di tanti anni il loro impegno continua a offrire un chiaro esempio di come sia possibile indirizzare l'azione politica al bene comune. E ancora oggi lo studio delle dottrine che ispirarono i Costituenti rappresenta una preziosa fonte di conoscenza, indispensabile per affrontare anche le sfide dei nostri tempi. Il mio auspicio è dunque che occasioni simili possano incoraggiare una partecipazione sempre più attiva alla vita pubblica e favorire una maggiore consapevolezza delle vicende che hanno segnato il cammino del nostro popolo, in particolare a beneficio delle nuove generazioni. Come spesso sottolineo agli studenti in visita qui alla Camera, occorre riscoprire l'importanza della storia e il suo insostituibile valore di magistero, perché comprendere il passato significa interpretare con lucidità il presente ed essere in grado di affrontare il futuro. Vi ringrazio e buon proseguimento. Prende la parola Andrea Rinaldo, Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. Signor Presidente della Camera, onorevole Fontana, che ringrazio una volta ancora perché tutto è nato da un incontro con lei e le siamo veramente grati. Autorità, non posso non salutare il consocio Renato Brunetta fra tutti e signore e signori. L'occasione della presentazione di questo libro è particolarmente importante per noi, un po' per la figura del suo estensore, un po' per i significati che rapidamente vorrei manifestarvi. Come diceva il Presidente Fontana, era la patria nelle culture politiche del primo Novecento, dal 1900 al 1925, che è curato da Pierluigi Vallini e che è presente in sala e che salutiamo con grande affetto. E questo appartiene a una collana di studi luzzattiani che l'Istituto Veneto propone e che ha sempre promosso. Le fonti e studi della Biblioteca Luzzattiana sono una fonte inesauribile di spunti di ricerca e quant'altro, e per le ragioni che vi dirò, insomma. E sono certamente, molti hanno contribuito a questi, molto importanti contributi naturalmente, non solo del professor Vallini, ma ricordiamo ancora Paolo Pecorari, per esempio, Donatella Calabi e
e Alessandro Franchini, cancelliere emerito dell'Istituto, che anche lui è in sala. E non posso non ricordare però e ringraziare i colleghi Ester Capuzzo e Luigi Mascilli Migliorini. Abbiamo piani per sviluppi ulteriori di studi luzzattiani e ve ne sono veramente grato. È un'occasione anche per parlarvi dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e delle iniziative del centenario che ricorderanno il centenario della morte di Luigi Luzzati. Luigi Luzzati è morto il 29 marzo del 1927 e quindi è un evento importantissimo. Vi chiederete perché l'Istituto Veneto è titolato a occuparsi di questo, perché in realtà Luigi Luzzati è un personaggio straordinario, c'è un busto bellissimo, se guardate qui a pochi metri da qua, ed è stato un personaggio, signor Presidente, che è stato per un tempo veramente straordinario, deputato al Parlamento della Repubblica, deputato al Parlamento naturalmente. Lo è stato dal 1871 fino al 1921, per diventare poi senatore, non per smettere di occuparsi di questo. Più volte, naturalmente, è stato oltretutto molte volte Ministro dell'Economia e in alcune occasioni è stato, ancora da giovane, con le braghe corte, come si direbbe nel nostro Veneto, Presidente, è stato anche un fondatore del Ministero dell'Agricoltura e anche con il Ministero dell'Agricoltura stiamo tentando tutte le strade possibili per dare un risalto ad una figura che è veramente straordinaria, di un grande intellettuale liberale, di un periodo particolarmente felice e di un uomo di una cultura e di una applicazione che è assolutamente straordinaria. E il titolo dell'istituto è chiaro perché l'archivio e la biblioteca di Luigi Luzzati sono conservati presso il nostro istituto. Questa vocazione alla cura e all'attenzione per gli archivi è un mandato fondamentale per le attività del nostro istituto. Lo è stato perché sono conservati da noi, perché per dono degli eredi, e è lasciato un imponente archivio delle carte intanto. Luigi Luzzati era un grafomane, la quantità di carte è assolutamente straordinaria, in un contesto di un europeismo ante litteram veramente straordinario, perché era in contatto direttamente con persone prominenti in Belgio, in Francia, in Inghilterra, è stato veramente un personaggio di grandissimo rilievo. Vi dicevo dell'imponente archivio delle carte, una biblioteca personale, suo medagliere, intorno al quale l'Istituto Veneto negli anni ha costruito un'attività di ricerca vivacissima. Ringraziamo una volta ancora, abbiamo un comitato scientifico che tocca naturalmente tutte le attività luzzattiane, eccetera, ma che lo fa da tempo, insomma, che si occupa di questo, ed che intorno alle quali l'attività è stata anche editoriale e è stata veramente straordinaria. Il volume curato da Pierluigi Vallini è il 23esimo della serie, ne c'è un 24esimo già in corso, e da questo parte un'attività che naturalmente, usando nel 2027 il tema della commemorazione, tenteremo di fare ancora di più. Non parleremo di Luzzati, cioè delle 100.000 cose che ha fatto naturalmente, però due cose volevo dirvi a proposito dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, che è un istituto di cultura, che è napoleonico di formazione, duecentesco, che vive del suo in gran parte, cioè il nostro bilancio e l'80% del nostro bilancio sono soldi nostri, per una ragione che poi in privato vi posso raccontare perché è una lunga e antica storia, eccetera. È un istituto nazionale, perché un po' tutte le accademie pre-unitarie sono tutte state fatte accademie nazionali, anche se è vero che l'Istituto Veneto si occupa da sempre in particolare di temi legati alla divulgazione scientifica, alla cultura scientifica, in particolare con riferimento ai grandi temi di salvaguardia della città di Venezia, che sono da sempre una preoccupazione dell'Istituto da 150 anni. Cito soltanto il fatto che nell'Ottocento l'Istituto Veneto ha prodotto 32 concorsi di innovazione e di industria, per 32 sono tanti, sono finanziati da noi. La prima campagna oceanografica che venne fatta nella laguna di Venezia era finanziata dall'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, perché eravamo molto ricchi a quel tempo, per lasciti di soci israeliti dell'Ottocento, che Dio li benedica. Vabbè, è così, è proprio questa è la cosa, ma addirittura insomma, il Museo di Storia Naturale a Venezia è
fondato con materiale che è donato dall'Istituto Veneto, insomma, quindi questa era la cosa importante. Vi do prima, per non annoiarvi più a lungo, però volevo darvi qualche altra idea delle iniziative che il Comitato per gli Studi Luzzati, il comitato che è stato messo in piedi, che è per Luigi Ballini, Roberto Balzani, Donatella Calabi, Sandro Franchini e Daniele Franco, sono i membri del comitato che è deputato a organizzare le diverse iniziative, e le cose che pensiamo di fare, e ve le racconto solo rapidamente, anche perché ogni coinvolgimento, riteniamo che per la lunghezza del periodo con cui Luzzati è stato autorevole membro di questo Parlamento, insomma, credo che tutte le iniziative possibili, eccetera, saranno cose. Parliamo il primo passo sarà la prossima costituzione del Comitato Nazionale, stiamo aspettando il momento giusto per poterlo fare. Pubblichiamo le memorie di Luzzati. Luzzati secondo me non dormiva, era un grafomane, la quantità di scritti che lascia, la quantità delle carte, degli scambi con tutta Europa sono veramente un esempio anche da citare, io credo, perché è veramente un esempio di politica di grande visione, da statisti proprio. E la questione dei discorsi parlamentari, voglio ringraziare ancora il dottor Renna che credo sia qui, che era qui poco fa, e che è stato fondamentale anche per connettere in questi temi, eccetera, anche per portarci in queste attività. Quindi i discorsi parlamentari vedremo di ripubblicarli in qualche maniera, perché è importante che vengano anche pubblicizzati in modo adeguato. Un'iniziativa importante che riguarda in generale gli istituti di cultura, ma insomma lo è in particolare per chi fa degli archivi una ragione fondante delle accademie oggi, e le accademie oggi, a parere, e gli istituti culturali hanno una funzione importante, che se ne dica, lo hanno per tante ragioni, anche perché non sono accademia, sono altro, e possono essere utili per la società civile. Quindi parliamo di iniziative legate alla digitalizzazione degli archivi, che è un argomento importante per tutte le nostre attività, e le iniziative legate alle 100.000 cose che Luzzati ha fatto. Siamo andati un po' a batter cassa da tutti, dalla Lega delle Cooperative. Luzzati ha fatto partire le iniziative sulle case popolari, ha fatto il movimento cooperativo, le banche popolari, ci sono di tutti, e tutti questi ricordiamo che hanno un dovere di ricordare, insomma, il centenario della morte di Luzzati, eccetera. Su questo credo che riusciremo a mettere in piedi una bella macchina, diciamo, di pubblicità di un'Italia bella, alta, europea, veramente, e i tempi sono maturi. Infine una mostra che vorremmo fare rapidamente in Istituto Veneto, e sarà un'occasione saremo veramente lieti di avervi, naturalmente, perché siamo molto orgogliosi di questi posti, sono belli, e speriamo di ospitarvi tutti in quell'occasione, che sostanzialmente l'idea prevista è quella di Venezia e l'Europa, e il movimento cooperativo e case economiche popolari. Quindi, infine, non posso non ringraziare una volta ancora l'onorevole Fontana per questa cosa, vi ringrazio e aspetto con grande aspettativa come verrà la descrizione di questo importante lavoro di Ballini. Grazie. Prende ora la parola Ester Capuzzo, professoressa ordinaria di Storia Contemporanea presso l'Università La Sapienza di Roma. Buonasera Presidente, buonasera autorità, buonasera signore e signori. Grazie anche da parte mia al Presidente dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, da cui mi lega un'antica collaborazione, se posso dire, e all'amico Pierluigi Ballini, con il quale il legame è ancora più lungo, e naturalmente alla Camera e al suo Presidente per ospitarci in questa sala che ha una parte importante, ha avuto una parte importante, come si diceva prima, nella storia del nostro Paese, e per certi aspetti c'entra anche con l'idea di patria di cui oggi tratteremo. Il termine patria, che come ricorda Pierluigi Ballini nella sua nota introduttiva, viene spesso confuso con quello di nazione, viene declinato in questo volume a più mani
con riferimento alla concezione che della patria, l'abbiamo sentito, hanno avuto le culture politiche del nostro Paese, che affondano le loro radici nel periodo risorgimentale, post-unitario e post-bellico, quindi liberali, cattolici, socialisti, nazionalisti e fascisti. Il riferimento cronologico che è presente nel titolo 1900-1925 è un riferimento cronologico apparentemente molto breve, perché circa un quarto di secolo. In realtà è un periodo questo che è molto importante per la storia del nostro Paese, perché si situa tra l'avviarsi dell'età giolittiana e il farsi regime del fascista. È un periodo densissimo di avvenimenti e di trasformazioni, data anche la presenza peraltro di una guerra mondiale all'interno di questo periodo. Ed è un periodo in cui l'idea di patria viene individuata e declinata in accezioni diverse a seconda del punto di vista e dei discorsi settoriali che vengono prodotti, e quindi oscilla tra diverse dimensioni politiche che sembrano riappacificarsi, lo sottolinea Pierluigi Ballini, in occasione del Giubileo della Patria, cioè nel 1911, che viene qui meravigliosamente esemplato nella copertina del volume, quando viene inaugurato a Roma il Vittoriano e viene realizzata la mostra delle regioni, che qui viene rappresentata da questo gruppo di donne vestite nei vari costumi regionali. La sensazione che si ha leggendo questo volume è che la patria non si è fatta soltanto con il raggiungimento dell'unità nazionale, diciamo che quello non è il punto d'arrivo, ma è piuttosto un punto di partenza, perché l'idea di patria è una idea che è in costruzione, che subisce trasformazioni che sono in continua connessione con i mutamenti della politica interna e con gli eventi nazionali e internazionali che con la politica del Paese interagiscono. La patria, come richiama Gerardo Nicolosi per il campo liberale, si fonda su un sentimento morale, e il patriottismo si presenta sulla scia di Benedetto Croce come un atteggiamento etico. Il legame con la patria quindi si ritrova nella misura in cui essa realizza la libertà dei suoi cittadini. La distinzione tra patriottismo e nazionalismo, su cui insiste Croce, diventa pertanto cruciale. Per lui il patriottismo è una virtù morale, è l'amore verso la patria che si identifica con un ordine di valori, ma non con il potere né tantomeno con i caratteri etnici della nazione. Il nazionalismo è l'opposto, cioè la pretesa che la forza valga più della ragione e che l'appartenenza giustifichi la violenza. La patria, nei suoi richiami risorgimentali, è tale anche per i socialisti, che propongono però una patria diversa rispetto a quella offerta dalla soluzione monarchica, nella quale si apre una prospettiva per la fratellanza universale dei popoli, mediante la solidarietà della classe dei lavoratori. A questa individuazione di patria si affianca poi la memoria di due figure risorgimentali, di due figure profonde, che sono Mazzini e Garibaldi, che diventano nella sinistra democratica e socialista, come scrivono Balzani e degli Innocenti, delle icone che vengono richiamate a definire un'Italia autentica e solidale, composta quella inadeguata e corrotta, legata a interessi di parte. Se per i socialisti la memoria del risorgimento incompiuto resta sullo sfondo, ma sempre presente, con la seconda internazionale la prospettiva della comunità universale dei lavoratori diventa in fieri la patria dei lavoratori che operano per il progresso comune contro lo Stato borghese.
e a fronte di ciò l'internazionalismo non si pone come la negazione del sentimento nazionale, ma diventa conciliabile, come sottolinea degli Innocenti, con la concezione più pura delle patrie. Questo fa sì che Turati, nel 1903, quando partecipa ai lavori del Consiglio Superiore del Lavoro, quindi dall'interno delle istituzioni, possa dire che i socialisti testimoniano la devozione alla patria, elemento primo della patria universale di tutti i lavoratori affratellati nel mondo, dal momento che la prima non poteva essere senza la seconda, tanto da poter concepire una patria fondata sul lavoro e non più asservita al capitale. Questa idea di patria, però, che viene così concepita dai socialisti, mal si coniuga con il colonialismo, con il militarismo, con il nazionalismo che, come sappiamo, dominano il primo decennio del Novecento. Sebbene, proprio in occasione della guerra di Libia, si consuma il rapporto tra il movimento socialista e quegli intellettuali che avevano mostrato simpatia per una possibile coniugazione tra socialismo e nazione. Il pensiero naturalmente corre, come tutti sappiamo, a Giovanni Pascoli. Sono l'età giolittiana e poi la Prima Guerra Mondiale a indurre profondi mutamenti nell'idea di patria, come accade anche per i cattolici dopo l'Unità, i quali coltivano, lo suggerisce Formigoni, l'idea dell'Italia come nazione cattolica, un'idea che riflette la visione guelfa della nazione, che sappiamo essere presenti in diverse opere del periodo risorgimentale, prima tra tutte quelle di Gioberti, e si tratta di una visione questa che attraversa tutto il Risorgimento e a cui si richiamano i cattolici dopo il 1870, i cattolici papalini e più intransigenti che rispetto allo Stato nazionale o quantomeno a coloro che hanno partecipato alla costruzione dello Stato nazionale si sentono i veri italiani. Situazione questa che però sappiamo porta al non expedit, che durerà sostanzialmente sino al 1919, quando entrerà sulla scena politica italiana il Partito Popolare di Don Sturzo, il quale affonda il suo programma nel guelfismo, con cui però abbandona sul piano nazionale il vecchio antistatalismo per aprirsi alle riforme e sul piano della politica estera guarda al wilsonismo e alla cooperazione internazionale. Insomma, tra il 1870 e il 1919 si opera, potremmo dire, un processo parallelo di nazionalizzazione e di politicizzazione che spinge i cattolici, pur non facendo parte ancora dell'agone politico, a concepirsi come una forza culturale e sociale specifica capace di assumere un ruolo politico nell'ambito dello Stato nazionale nel momento in cui questo, a partire dall'età giolittiana, vede una possibile democratizzazione delle sue istituzioni. In questo quadro, dopo le prime esperienze legate all'opera dei congressi e della democrazia cristiana di Murri, si delineano le direttrici di un impegno politico dei cattolici secondo quella che sarà poi la concezione innovativa, laica, autonoma dall'autorità ecclesiastica che sarà perseguita da Sturzo. Un momento, diciamo anche qui, di modificazione si ha in occasione della guerra di Libia, perché in occasione della guerra di Libia abbiamo una certa diffusione del patriottismo cattolico, perché fino a questo momento i cattolici avevano aspramente criticato l'espansione coloniale, soprattutto quella dell'età crispina, e in questo frangente invece sono favorevoli ad essa, a parte la Santa Sede che mantiene una posizione autonoma rispetto alla guerra. Nel mondo cattolico si assiste in alcuni casi a una certa vicinanza, soprattutto degli ambienti giovanili, in questo frangente, cioè in occasione della guerra italo-turca, al nascente movimento nazionalista
che però è un avvicinamento che non si trasforma in un percorso politico stabile e condiviso, soprattutto dopo la svolta imperialista dell'Associazione Nazionalistica Italiana. E questo, diciamo, porta anche alla presa di posizione di Filippo Meda, che è il leader dei cattolici deputati, che nel 1913 scrive un saggio, non a caso, intitolato Nazionalismo e pacifismo. La guerra di Libia è quindi un grande tornante di svolta, come sappiamo, nel quale agiscono i nazionalisti che si sono raccolti attorno all'ANI e all'idea nazionale. Il nazionalismo si fonda su un'idea semplice, lo ricorda Paolo Nello, perché agisce per sviluppare la nazione italiana nel mondo, svilupparne con la lotta e con il dominio i valori etnici e storici, in opposizione alle tendenze internazionaliste, socialiste e plutocratiche. Per i nazionalisti concorradini occorre andare avanti oltre il liberalismo, che era stato il mezzo per il risorgimento, di attuare la nazione e realizzare un regime veramente nazionale. Una posizione simile sarà ribadita anche da Alfredo Rocco nel 1914, andando oltre l'amor di patria e puntando al soddisfacimento della volontà di potenza della nazione, a cui bisognava sacrificare qualunque esigenza individuale o di classe e usare la forza nelle relazioni internazionali per l'espansione della nazione. Appena 2 anni più tardi irrompe sulla scena internazionale e nazionale un'altra guerra che diventerà ben presto mondiale e che rappresenta a sua volta un altro grande spartiacque, incidente sulle sorti delle culture politiche dell'Italia per l'articolata divisione, come sappiamo, tra interventisti e neutralisti. Per i liberali la guerra va nell'ottica del compimento della patria, con il raggiungimento dei sacri confini e con la prospettiva dell'annessione del biennio irredentista Trento e Trieste, che è la parte per il tutto, sullo sfondo del contrasto tra Giolitti, Sonnino e Salandra. Per i cattolici il posizionamento iniziale è nell'ambito neutralista, che riflette il distacco dalla guerra sia di Pio X che di Benedetto XV, che la definirà una inutile strage, e la guerra vede lo svilupparsi progressivamente di una spinta patriottica che porta molti esponenti del movimento cattolico ufficiale ad approvare le ragioni del conflitto. E ancora una volta c'è Meda che diciamo, porta i cattolici a scendere a fianco alle ragioni dell'interventismo, mentre il pacifismo resta minoritario. Questa saldatura, e lo mette bene in evidenza Formigoni, è dovuta anche alla creazione dell'ordinariato militare con l'istituzione dei cappellani nell'esercito, ed è un'operazione che lo Stato liberale compie non solo nei confronti dei cattolici, quindi convogliando verso la guerra tutta una serie di energie e di volontà per salvare la patria in pericolo, ma lo fa anche nei confronti delle due maggiori minoranze religiose e storiche del nostro paese, i valdesi e gli ebrei, a cui peraltro Luigi Luzzatti, prima richiamato, apparteneva. Per i nazionalisti la guerra è nel segno del sacro egoismo, che non può limitarsi alle ragioni dell'irredentismo, ma affermarsi, ma fondarsi, come afferma Coppola, sull'irredentismo italiano, sulla politica mondiale di cui l'Italia è uno dei fattori. La guerra scompagina ancora ulteriormente il mondo socialista, che è diviso al suo interno, e nell'ambito del socialismo riformista Bissolati e Bonomi si fanno convinti assertori dell'interventismo e protagonisti del patriottismo democratico, a cui si affiancano i socialisti di frontiera, il trentino Cesare Battisti e il triestino Angelo Vivanti.
Sappiamo poi della posizione di Benito Mussolini e quella di Turati e del suo partito. Su tutto ciò, per i socialisti si innesta poi, dopo il 1917, una nuova patria comune, quella del socialismo reale. La Russia di Lenin sembra aprire una nuova fase della rivoluzione mondiale che porta a sfumare la patria nazionale a fronte della patria universale di tutto il mondo. È però il clima drammatico suscitato da Caporetto che blocca questa frattura all'interno del mondo socialista ed esalta l'idea della tenuta della patria come comunità nazionale che placa ogni polemica di fronte alla necessità di respingere in uno sforzo comune il nemico che ha invaso il territorio nazionale. Per certi aspetti ci si richiama al patriottismo di Kelsen in questo modo. All'indomani della vittoria la divisione tra interventisti e neutralisti è destinata a riproporsi e al centro del confronto vi è nuovamente l'idea di patria declinata in forme differenti, perché la vittoria per i liberali va nell'ottica e nel segno del compimento della patria, anche se però i liberali si dividono sul futuro dell'Italia nel nuovo ordine internazionale e in particolare sulla questione adriatica, sulla quale non soltanto i liberali si scontrano al loro interno sul filo del discorso nazionalista che delinea la vittoria mutilata, ma anche le altre forze politiche. Così i democratici cercano con Salvemini di mettere in atto un'idea di politica patriottica immune dal sacro egoismo, prossima a quella di Bissolati che come Cesare Battisti è salornista, cioè vuole una linea confinaria non al Brennero ma lungo le chiuse di Salorno, perché lì c'è il confine linguistico tra Trentino e Alto Adige. Una politica patriottica ispirata all'idea che la convivenza con gli slavi sia fondamentale per il paese e che il principio di nazionalità sia quello che, affermando il diritto alla propria patria, si riconoscano i diritti delle patrie altrui, disapprovando così le pretese nazionalistiche sul Brennero e sulla Dalmazia, che ormai è considerata persa alla causa dell'italianità. Libertà e democrazia, questo perché diciamo, c'è stato un arretramento della italianità adriatica già dalla fine del Settecento, già dalla caduta della Serenissima in questo territorio. Libertà e democrazia sono per i democratici gli elementi consustanziali della patria intesa come comunità di liberi cittadini e non la nazione imperialista che pur subisce questa visione della patria dei democratici l'impatto della deriva scatenata dai nazionalisti nel 1919. È con Turati nel 1924, durante la campagna elettorale, che ritorna e richiama la patria con accenti risorgimentali. E ancora, dopo l'assassinio di Matteotti, in occasione del suo elogio funebre, Turati torna a parlare di patria costituita da un'antitalia rappresentata dal fascismo e dall'Italia redenta costituita dalla concentrazione antifascista che ripropone con i suoi fuoriusciti la grande tradizione dell'esulato risorgimentale. I cattolici nel dopoguerra a loro volta elaborano una sorta di nazional cattolicesimo che fa sì che riescano a rivendicare la loro completa affidabilità per la costruzione dell'Italia postbellica, anche se però poi dopo si giungerà con l'avvento del fascismo alla rottura dell'unità politica dei cattolici proprio sul tema nazionale. Il nazionalcattolicesimo è favorito dall'avvicinamento della Santa Sede e dalla istituzionalizzazione con la riforma gentile del cattolicesimo quale religione di Stato, consentendo così ai cattolici di rispecchiarsi nella patria italiana in virtù della loro identità religiosa, ormai pienamente riconosciuta, non senza alcune tensioni. Pensiamo soltanto a quello che succede con l'Azione Cattolica.
Con Bianco, con Amore Bianco, arriviamo al fascismo, il quale cerca di realizzare un'operazione di legittimazione politica che sfrutta idealmente il collegamento tra l'avvento del fascismo a potere e la vittoria dell'Italia nel primo conflitto mondiale. Amore Bianco sottolinea anche come sin dalla costituzione dei fasci di combattimento nel 1919 il fascismo abbia evocato l'esperienza bellica e richiamato il tema della patria, alimentando un patriottismo radicale manifestato dai cosiddetti trinceristi, che esprimono forti sentimenti di italianità, orgogliosi di aver combattuto per la grandezza dell'Italia e su cui punta il fascismo per affermare la rivoluzione italiana e il primato spirituale della nazione. E qui si inserisce un elemento che viene richiamato anche dal saggio degli Innocenti e da Pierluigi Ballini nella sua introduzione, ed è diciamo, l'idea del amico-nemico, che viene fatta propria diciamo, dal fascismo e che individua nel nemico l'antinazionale. Il fascismo fa propria diciamo, questa categoria in senso indifferenziato e metapolitico, perché in realtà poi il fascismo utilizzerà questa categoria di nemico non soltanto nei confronti di esponenti dei vari partiti politici, in primo luogo dei socialisti, ma lo farà più tardi nei confronti degli ebrei, che saranno dichiarati antinazionali nel corso degli anni 30. Vado veloce perché forse ho preso troppo tempo. Con l'avvento al potere il fascismo si appropria del culto della patria, che è conteso nelle fasi immediatamente successive alla fine del conflitto alle associazioni patriottiche, e si giunge in proseguo di tempo alla trasfigurazione della patria, caratterizzata dall'assunzione di simboli e liturgie proprio del regime, tra cui vi è anche la difesa estrema della patria fuori dal perimetro nazionale, che avviene con la legge Rocco del 1926. Il fascismo perpetua quell'elemento di separatezza e di disunità presente per tutta la durata dell'Italia liberale nell'idea di patria, perché abbiamo visto che quest'idea di patria viene declinata in forme diverse, e potremmo concludere con una frase che è stata richiamata nella nota introduttiva da Pierluigi Ballini, una frase di Raffaele Ramat: la cosa più grave, insegnata dall'esperienza, è che non c'è patria laddove non c'è libertà. Grazie. Prende ora la parola Luigi Mascilli Migliorini, professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università degli Studi di Napoli, L'Orientale. Buonasera, grazie Presidente per questa ospitalità davvero sempre molto calda e che ci onora. Grazie Presidente Rinaldo. Tu hai accennato alle cose che stiamo immaginando. L'Accademia dei Lincei, ne parlavo ieri con il Presidente Antonelli, con il Presidente emerito Alberto Quadrio Curzio, illustre studioso di cose luzzattiane, è a disposizione nel 27 per creare tutte le possibilità di interventi reciproci, di presenza in accademia, di quello che è stato tutto quello che tu hai raccontato, e grande veramente figura dell'Italia tra 8 e 900, ma è stato anche un accademico dei Lincei, tutt'altro che trascurabile. Cercherò di essere rapido, d'altra parte questo è un libro molto bello, ma non si poteva immaginare diversamente, essendo stato curato da un carissimo amico, un illustre storico come Pierluigi Ballini, a cui mi lega un'amicizia fiorentina che ogni tanto rinverdiamo, come in questa occasione. Ringrazio anche te, Pierluigi. Libro importante perché? Libro importante perché in qualche modo, leggendolo, hai la conferma, se mai ce ne fosse bisogno, ma talvolta ce n'è bisogno, che l'Italia è sia una patria che una nazione. Talvolta ce lo scordiamo, ma io ho dei vecchi maestri, adesso non li ricordo tutti, ma
si fa bene a pensare che la mia generazione abbia avuto nomi come Rosario Romeo, Franco della Peruta, Pietro Scoppola, per i quali l'esistenza della nazione italiana era fuori dubbio e della patria con essa, e ricordavano, lo ricordo con voi adesso, le grandi crisi, non solo il grande processo risorgimentale su cui tornerò tra un minuto, ma le grandi crisi. Nessuna nazione europea avrebbe retto la sconfitta di Caporetto, nessuna. Arriva quasi a Venezia, come voi sapete, 35-40 chilometri, gli austriaci erano lì dopo 2 anni e mezzo di guerra di trincea. O l'8 settembre, altra tragedia anche se vogliamo di dimensioni se non maggiori certo più intense, la fuga del sovrano, che doveva rappresentare quell'unità nazionale per la quale fino a quel momento gli italiani avevano immaginato di essere una patria e una nazione, e tutto questo non ci impedisce, non la morte della patria, come è stato detto, forse in maniera un po' troppo eclatante, ma invece un rilancio, come lo vogliamo chiamare, una resistenza della patria nel momento più difficile. Insomma, sarebbe facile fare un paragone a scala europea tra solo 2, ma ci sono tante altre crisi, quelle minori, che conosce anche l'Italia repubblicana. Insomma, l'Italia, non solo gli italiani, quelli sì, lo sappiamo che esistono, ma l'Italia è sempre esistita. E d'altra parte, credo che l'Italia, pensando anche al suo processo risorgimentale, è veramente la migliore applicazione storica di quello che un grande scrittore francese di ispirazione democratica, nel momento in cui nasce la Terza Repubblica francese, anche questa figlia di tante traversie, spiega di che cosa sia una nazione. Ernest Renan, e lo sapete in tutti ma lo ripeto, Renan definisce la nazione il giuramento di ogni giorno, insistendo quindi non solo sui caratteri inevitabilmente storici di una nazione e di una patria, non sui caratteri, per così dire, un po' più atavici, la lingua, la religione, addirittura il sangue, che era presente pure nel Risorgimento, basti pensare al celebre verso di Manzoni. No, insiste, certo tutto questo è importante, però poi quello che conta è che noi ogni giorno ci alziamo e decidiamo di essere italiani. Così come naturalmente vale per i francesi. Quindi un'accoglienza che nasce dalla volontà di stare insieme, non da un destino. E in questo senso patria, nazione, troppe volte poi si trovano rideclinate in condizioni diverse, quasi che fosse un obbligo impostoci dalla storia, una volontà stabilita dal sangue che ci scorre nelle vene o dalle fedi che noi professiamo. No, il Risorgimento italiano mostrò che noi volevamo essere una nazione. Avremmo potuto risparmiarcelo, lo dico con forza questo, cioè che noi siamo la migliore applicazione della frase famosissima di Renan, perché noi lo volemmo veramente. Metternich, che come sapete è quello dell'espressione geografica, voleva un gran bene all'Italia, veramente, la apprezzava molto. Naturalmente Venezia, naturalmente Firenze. Nella campagna toscana a un certo punto incontra un contadino che gli parla in latino di Cicerone, viene a Napoli, trova un'altra civiltà, capisce che l'insieme molteplice di tutte queste nostre varietà esprimeva nella sostanza profonda una dimensione di civiltà estesa anche alle classi minori che non era paragonabile a nessun'altra nell'Europa del tempo e credo forse si possa dire ancora per oggi. E per questo però non si sapeva spiegare perché gli italiani volevano diventare un paese unico. Cosa ci hanno da guadagnare, scriveva in una lettera che mi è capitato di leggere. Stanno bene così, cosa si stanno incaponendo con il Risorgimento, l'Italia unita? Gli italiani, o almeno una parte di essi, ma certamente con la consapevolezza e con l'accordo anche di parti più estese di quelli che sono poi i grandi eroi, invece voleva essere una nazione. Sapeva forse di essere una patria, i ricordi da Petrarca, insomma, non facciamo una storia che conosciamo tutti. Perché lo voleva? Ce ne sono molti di motivi, ma quello più utile a capire anche poi quello che è scritto in queste pagine. Io adesso non so se devo usare anche con voi in una sede così illustre un paragone che faccio spesso, ma spero di essere capito. Voleva giocare il campionato di Serie A.
Ora, un campionato di Serie A non è un campionato di Serie B, però si può giocare in molte maniere diverse. Si può vincere lo scudetto una volta sì e un'altra pure, una volta ogni tanto. Si può vincere solo poche volte come la città e la squadra per la quale io faccio il tifo, però tu stai giocando in Serie A. E l'Italia poteva risparmiarsi la fatica di tutto questo perché, come ho detto prima, il Regno di Napoli era una dimensione di media grandezza del tutto rispettabile nel panorama europeo, le altre articolazioni, Venezia bastava da sé, Firenze pure, Milano si stava evolvendo nella direzione in cui sappiamo. Non c'era un bisogno stretto nell'equilibrio europeo di diventare una nazione unita, anzi forse sarebbe stato un po' scomodo, poi c'era chi lo voleva, chi non lo voleva, insomma l'equilibrio europeo avrebbe potuto forse vivere anche più tranquillamente se noi non ci fossimo agitati, ma noi ci agitammo perché pensavamo che tutto quello che avevamo alle spalle, e appunto i Petrarca, Roma, la Lupa, tutto questo doveva essere accompagnato da un grande sviluppo economico. Le ferrovie non potevano essere solo quella minuscola imitazione che ne aveva fatto il re Borbone, non bastavano quelle che aveva costruito Cavour nel suo solo Piemonte, l'alfabetizzazione non poteva essere quella ai livelli in cui era nel mezzogiorno d'Italia, analfabeti al 94%, solo la Toscana e un po' il Veneto arrivavano al 60% di alfabeti. Non era possibile. C'era un gap, come direi, tra quello che poteva essere l'Italia e quello che avrebbe potuto diventare. E il Risorgimento fu questo. Arriviamo in Serie A, ci siamo ancora naturalmente, ci siamo come si giocano i campionati, forse non siamo, perdonatemi questo paragone molto irriverente per la sede in cui viene fatto, non siamo la Juventus, non siamo l'Inter, però giochiamo, facciamo la Champions spesso e cerchiamo di farla sempre. Con equilibri difficili che non sto qui a raccontare perché siete molto più esperti di me nella difficoltà di fare di un paese di questo genere continuamente e senza esagerare né in un senso né nell'altro, un paese equilibratamente rispettato in Europa e fuori. Gli anni che affronta questo libro sono gli anni più difficili di questa storia. Sono gli anni più difficili di questa storia perché tutto cambia. L'Europa alla fine dell'Ottocento, in una di quelle sue crisi ricorrenti che noi chiamiamo declino, poi si scopre che non è declino, ma è, come avrebbe detto un grande storico francese, è una delle tante crisi della coscienza europea. Non funziona più o non tanto il positivismo, si ritorna tutti idealisti, si vogliono quadri più ambiziosi anche dal punto di vista intellettuale e soprattutto si comincia, la guerra da questo punto di vista è il sintomo, ad avvertirsi, appunto, per rimanere in questa scia, che il Risorgimento non ha risolto tutto. Sì, siamo diventati un paese, uno Stato, una nazione, una patria, come la Francia, come l'Inghilterra, come da poco anche la Germania, però se vediamo la mappa del mondo noi ci stiamo poco. Il bilancio che gli italiani fanno nei primi anni 10 del Novecento, guardando il mondo, l'Inghilterra ne ha i 2/3, la Francia si piglierà un quarto, la Germania è aggressiva dappertutto. Noi, il Mediterraneo soprattutto, che è molto vicino, lo viviamo, ma insomma, perché è un po' il nostro destino, non c'è da gridare allo scandalo, come pure però l'idea nazionale, Corradini e tutto un nuovo modo di intendere la nazione cominciò a fare. Si deve capire che se tu stai in alto, ma sei quello che sei, non puoi non sapere che altri paesi hanno altre storie e quindi anche altre collocazioni. La guerra doveva servire a questo. Ora non voglio riprendere il tema se dovevamo rimanere neutrali con Giolitti o interventisti, con i più accaniti nazionalisti, ma anche con i più appassionati democratici, come Salvemini, uomini che amavano anche il Mezzogiorno, è difficile. Certo, chi voleva che si intervenisse pensava che si sarebbe sprecata l'occasione del Risorgimento, che quella volontà di esserci, di essere dentro le grandi vicende dell'Europa, si sarebbe smarrita se noi avessimo accettato una neutralità che in fondo sapeva di poco.
ci lasciava fuori dal grande gioco delle grandi potenze. Se non che, scusatemi, vado molto veloce, così mi hanno detto di fare, se non che, come dire, non esagerammo noi, esagerò la storia. E noi ci ritrovammo, dopo Vittorio Veneto, ad aver vinto una guerra pienamente meritata, perché non dobbiamo spiegare perché dopo Caporetto, l'ho detto, e cosa fu la resistenza sul Piave, e la ripresa, perché noi a giugno avevamo l'ultima spallata dell'esercito austriaco, che non era quell'esercito trascurabile che poi si vuole far vedere come se noi avessimo vinto una delle tante finte guerre perché non sappiamo combattere. No, noi sappiamo combattere bene, e le guerre le sappiamo anche vincere. Poi le perdiamo quando sono sbagliate dall'inizio. Ma quella non era sbagliata dall'inizio, era solo molto controversa, ma non era sbagliata dall'inizio. Non a caso venne chiamata nei libri di storia anche la quarta guerra di indipendenza. E ci ritrovammo con un'Europa completamente cambiata. Io dico Europa perché Europa-mondo allora era quasi la stessa cosa. Erano caduti 4 grandi imperi che tutti e 4 tenevano in piedi l'Europa. Era caduto l'impero russo per via della rivoluzione, anche se era stato nostro alleato. L'impero ottomano, si dimentica, ma ci sono le crisi di oggi a ricordarcelo, che noi oggi siamo ancora figli della cattiva sistemazione dell'impero ottomano nel 1919-20. Così come abbiamo rimediato ai guasti di Versailles, ma ci è voluta la seconda guerra mondiale, così non stiamo riuscendo a riparare ai guasti degli accordi che diedero vita alla spartizione, diciamo così, dell'impero ottomano. Era finito l'impero asburgico, ovviamente, ed era finito anche l'impero giovanissimo tedesco. Noi non avevamo fatto un passo, però ci ritrovammo in prima fila. Improvvisamente l'Italia era la terza potenza dell'Europa e quindi quasi la terza o la quarta nel mondo. Non era una responsabilità che volevano nemmeno i più accaniti nazionalisti, una responsabilità che non volevano certamente non i democratici, ma che ci cadde addosso. La storia a volte gioca questi scherzi. E quindi noi venimmo strattonati in questo tema della patria e della nazione. Ci lamentammo che non ci veniva dato quello che ci spettava. Qualcuno ci spiegava che no, ma voi avevate chiesto solo Trento e Trieste, com'è che adesso volete dell'altro? Naturalmente poi c'erano gli egoismi di tutti, sacri o non sacri che fossero. L'Inghilterra non ci voleva troppo nel Mediterraneo, la Francia era seconda, non voleva che il terzo diventasse... Insomma, giochi che non riuscimmo a reggere con attenzione e che certamente in qualche misura in molti non capirono. Io sono immeritatamente presidente del Consiglio Scientifico della Fondazione nel nome di Francesco Saverio Nitti, come sa il mio caro amico Giampaolo D'Andrea. E beh, di Nitti non si può che dire bene. Grande economista, grande... Ci siamo quasi, vero Presidente? Però Nitti non capì quasi nulla di tutto questo. E anche quel mondo liberale che poi cercò di mantenere un po' le briglie al fascismo che arrivava, ma lo spiega molto bene proprio il saggio sul nazionalismo fascista, sulla nazione fascista, dove si capisce che Mussolini costruisce tutta la sua fortuna perché intercetta un desiderio non di essere una grande potenza, ma il riconoscimento di un paese che aveva vinto una guerra da 600-700 mila morti, che quella era una vittoria, che imponeva nuove responsabilità, che imponeva forse, non lo sapevamo fare, ma l'avremmo imparato a battere un pugno nei consessi dove si battevano allora, che non erano, credo, il board di oggi, ma non erano meno irsuti e complicati dei board di oggi. E che noi dovevamo imparare a farlo, perché probabilmente non lo sapevamo fare, non eravamo allenati, certamente. E certamente ci saremmo allenati, ma non lo sapevamo fare. Il non riconoscimento di questa filiera lunga, di questo risorgimento che dava all'Italia un suo sentimento, che naturalmente è un sentimento profondamente liberale e profondamente democratico. D'altra parte anche le parole sui socialismi, su questi equilibrismi complicati che un socialismo preso ormai già nelle spire dell'internazionalismo russo, perché è chiaro che il richiamo di quella rivoluzione era potente. E poi c'era il mondo cattolico, che
doveva faticare non poco a capire che la nazione poteva essere un contenitore. Oggi naturalmente come immaginare che ci si potesse allora ancora interrogare se essere italiani o essere cattolici deputati o deputati cattolici, per rimanere, come dire, nello spirito di queste sale, fosse un argomento su cui perdere del tempo e scrivere delle pagine di inchiostro, ma di questo si discuteva. La vocazione universale, che è tipica della Chiesa di Roma e che è il suo grande e straordinario merito, non aveva ancora trovato le misure per interpretarsi in una chiave che non fosse contraddittoria con il processo risorgimentale e a sua volta il processo risorgimentale. La chiave che trovammo, quella concordataria, fu eccellente per tirare avanti, ma era in fondo un rottame del Settecento e dell'Ottocento, un concordato. E quindi, in qualche modo, tutto quello che accadde per una forza di come la storia si era mossa e che difficilmente, poi naturalmente le responsabilità di una dittatura ci sono tutte, le responsabilità di avere convertito la nazione in un nazionalismo, anche qui le pagine di questo libro in varie parti lo dicono bene. Nazione che come patria sono parole difficili, su cui bisogna sempre essere dei chirurghi raffinati, perché come quella di Mazzini. Mazzini era un uomo pienamente nazionale e il fascismo provò anche a utilizzarlo. Ma la giovane Italia di Mazzini era nata insieme alla giovane Europa di Mazzini. Era nata con l'idea che una nazione, insieme a tante altre nazioni, contenta che essa fattasi nazione, altre nazioni si facevano, si disponevano, come dire, amabilmente, adesso lo dico in una maniera un po' troppo semplice e me ne scusate, amabilmente in una Europa in cui tutti, con valori comuni, con ispirazioni e sofferenze e lotte comuni, ci saremmo riconosciuti felici gli uni con gli altri di essere padroni a casa nostra e non padroni a casa degli altri. Il nazionalismo, portato nelle secche del fascismo, divenne fatalmente un nazionalismo che si voleva creare lo spazio vitale, questo lo vogliamo, ci serve, parola che è tornata in me anche oggi, pericolosamente, lo devo avere perché mi serve. Tutto questo ha creato molte difficoltà per l'Italia del dopoguerra a ritrovare le sintassi. Ripeto, già non era facile perché la sintassi, la grammatica, il vocabolario si era scompaginato negli anni che questo libro mette così bene in luce. Poi ci mettiamo un fascismo che stritola, scusatemi. Andando veloce si diventa un po' meno oxfordiani, oxoniensi di come si vorrebbe e si dovrebbe. E ci ritrovammo poi con una Italia nella quale il comunismo era certamente un comunismo italiano, nazionale, Togliatti, eccetera, però sempre poi era un pezzo della terza internazionale. Il mondo cattolico cambiava, ma fino a Giovanni XXIII faceva fatica perché le radici del papato precedente erano in un'altra storia e potrei fare tanti esempi. E poi c'era questo vulnus di cui noi a volte abbiamo poca dimestichezza, ma io mi permetto di ricordare mia madre che era repubblicana perché aveva perso un fratello disperso in Jugoslavia, in Albania, quindi i dispersi è una brutta storia, un disperso. Non sai dov'è, non sa cosa fa, non sa se c'è ancora. Si chiamava Luigi come me e questa cosa le era apparsa tutta responsabilità di una monarchia che aveva firmato insieme al fascismo la dichiarazione di guerra. Non dico le leggi razziali, quella è un'altra storia, pure poco lodevole, ma aveva firmato la dichiarazione di guerra. E mio zio, le lettere che conservo e che un giorno vorrei pubblicare. In Albania non c'era andato perché aveva la camicia nera, aveva 21 anni, non sapeva forse, no, sapeva cos'era ma non l'aveva mai messa. C'era andato perché il re di Vittorio Veneto, il re del Risorgimento, aveva firmato una dichiarazione di guerra. Questa cosa mia madre non la perdonò alla monarchia e votò Repubblica, come molte donne italiane. Noi ci siamo salvati grazie alla Repubblica e alla nostra Costituzione. La Resistenza si vuole chiamare Secondo Risorgimento,
ricordando le battaglie, ma quel risorgimento però non era più tanto e solo quello di Cavour, diventava prepotentemente quello di Mazzini, quello di Garibaldi, il risorgimento dimenticato, il risorgimento che aveva perso e che invece ritorna splendidamente nella nostra Costituzione repubblicana. La Repubblica faticosamente, perché ripeto, la grammatica si era scompaginata e la dovevamo scrivere dopo che una dinastia più che ottantenne ci aveva salutato in una notte a Roma scappando a Pescara e che quindi i simboli tutti di quel risorgimento si erano dissolti, grazie, e però trovammo un altro coraggio, un coraggio che abbiamo tuttora, spero, scusatemi, finisco rapidamente anche per rendere, come dire, omaggio alla precisione di questa giornata.